buonasera. Iniziamo questa serata, passa un po'. Intanto benvenuti, grazie per essere qua. Per noi è molto importante la vostra presenza, perché sapete benissimo che quando si presenta un progetto politico per le comunali è importante sentire anche il numero delle persone e avere la vicinanza della cittadinanza. Quindi anche se negli ultimi anni non è stato semplice avvicinare la gente alla politica, è importante che questa piazza oggi si sia riempita, perché ci darete la possibilità di presentarci innanzitutto e ci darete anche la possibilità di raccontare il nostro progetto. Prima di iniziare però vorrei ricordare una nostra concittadina che oggi ci ha lasciato, ahimè anche una mamma, che quando capitano queste cose purtroppo tutta la comunità viene segnata. Oggi in qualche modo siamo vicini alla famiglia, vicini a questo lutto, nonostante tutto la ricorderemo cercando di fare del meglio di noi per questa comunità e per tutte le famiglie lanuseine. Ora proveremo a raccontarvi di noi, del nostro progetto, che come molti di voi sanno è un progetto che nasce come progetto civico, quindi una lista civica, che nasce da delle persone che hanno diverse professioni, diverse storie, diverse culture, diverse passioni politiche. Alcuni non le hanno perché sono giovanissimi e magari non hanno ancora avuto esperienze di questo tipo, però abbiamo cercato di comporre un progetto che guardasse a Lanusei, soprattutto che guardasse al futuro di Lanusei. Ecco perché abbiamo deciso di partire da lontano, abbiamo deciso di partire col coinvolgimento di tutte le parti sociali. Io sono uno che crede fortemente nel senso civico, nel civismo e nell'azione delle amministrazioni comunali, che considero al centro della vita di ognuno di noi. La politica viene avvertita come distante, sia quella nazionale che quella regionale. Viene avvertita a distanza perché i bisogni delle persone sono quelle che noi ogni giorno possiamo toccare con mano. E sono convinto che nelle comunità, soprattutto in quelle più piccole, la presenza di un'amministrazione comunale attenta ai bisogni del cittadino sia la chiave per uno sviluppo delle comunità stesse. Cioè, voglio dire che non ci dobbiamo attendere sempre dall'alto qualcosa che ci risolve i problemi, dobbiamo imparare a risolvere noi stessi i nostri problemi. Ecco perché è importante credere anche nell'azione delle amministrazioni comunali. Chi sceglie di candidarsi va comunque premiato, chi sceglie di candidarsi a prescindere dalla scelta che si fa, fosse alleato o avversario, va comunque encomiato, perché oggi non è semplice mettersi a disposizione di una comunità. Lo sapete benissimo, i problemi che un'amministrazione comunale deve affrontare non sono pochi e i bisogni sono sempre crescenti in un periodo difficile, sconvolto anche da eventi che sono di carattere internazionale e quindi non dipendenti certamente dalle nostre volontà. Quindi per questo noi ci siamo, per questo abbiamo deciso di mettere in campo le nostre esperienze formando questo progetto comune per Lanusei. Comune perché abbiamo deciso di farlo assieme, comune perché lo vorremmo condividere con voi, comune perché richiama a un senso di comunità, comune perché il comune è al centro della nostra vita. Per Lanusei perché noi siamo qui per questo. La domanda che spesso mi è stata fatta era la domanda più scontata: ma come mai tu hai deciso di candidarti a guidare un'amministrazione comunale a Lanusei? Io l'ho fatto per diverse ragioni. La prima perché ho una passione per questa attività, la mia storia la racconta. La seconda perché ho deciso, ma forse questa è la più importante, di vivere a Lanusei. Ho scelto di vivere questa comunità e ho scelto di amarla così come la devono amare tutti i cittadini che la rispettano e gli vogliono bene. Perché se non si ama una comunità non si può neanche prendere la decisione di amministrarla, perché se non sentiamo davvero la missione non possiamo pensare di spendere del tempo dedicato a un'attività che non è un'attività qualsiasi. Amministrare vuol dire prendere in mano i bisogni della gente,
provare a risolvere i problemi, ma vuol dire anche pensare in grande, pensare lontano, provare a costruire qualcosa che assicuri il nostro stesso futuro. Ecco, a mio avviso questo progetto nasce soprattutto per questo, nasce per guardare lontano, tant'è vero che la sua composizione è anche una composizione che ha al suo interno molti giovani e molte giovani, ha candidate giovani e a candidati giovani, ha una forte presenza femminile, perché abbiamo creduto e crediamo da sempre che le donne debbano occupare anche e soprattutto i posti laddove si prendono decisioni, perché è importante che la donna sotto questo punto di vista non venga semplicemente utilizzato come concetto di presenza, come quota rosa o addirittura un obbligo che sancisce la legge per poter chiudere una lista o comporre un'amministrazione. È importante tirare fuori le energie che ci sono. Ho detto energia, mi ero riproposto di non dirlo, però l'ho detto, ahimè l'ho detto, non fa niente. A parte gli scherzi, la forza delle donne, soprattutto nelle nostre comunità, non ve lo devo raccontare io, la conoscete molto bene. E adesso inizio proprio a presentarvi la prima donna della nostra lista, che ha deciso di intervenire per prima, che è Bettina Pisano. Vi facciamo un applauso di incoraggiamento perché Buonasera a tutti, intanto grazie per la vostra partecipazione, che non nego mi emoziona, data la mia prima volta qui come candidata consigliera comunale. Non nego tra l'altro anche l'emozione di vedervi, di vedere tantissime persone che mi sostengono e altrettante che di persona non conosco e che ho il piacere di presentarmi. Sono appunto Bettina Pisano, ho 46 anni, sono un avvocato, vivo a Lanusei, sono nata a Lanusei. Ho avuto la grande fortuna di crescere in questo paese e ho avuto la fortuna di poter radicare qui il mio lavoro e la mia famiglia. Sono anche una mamma di una ragazza di 14 anni e a lei devo anche un po' la motivazione di questo mio ingresso a questa bellissima esperienza di tipo politico. Devo a lei perché spero vivamente che una volta terminati i percorsi scolastici possa certamente per ovvie ragioni raggiungere l'università, prepararsi alla vita futura e poter tornare e trovare una Lanusei propositiva, accogliente e soprattutto che possa dare l'opportunità anche a lei e a tutti gli altri figli, naturalmente di tutti noi, di poter spendere le proprie risorse qui a Lanusei. Lanusei che da sempre, lo sappiamo, come Ogliastrini è stato sempre il centro per eccellenza politico-amministrativo, culturale, ma anche sociale, di coesione sociale, e soprattutto è stato sempre il paese solidale. E questa a me è una parola che sinceramente spinge fortemente a sensibilizzare tutti noi, in primis me stessa, mi sto mettendo a servizio di una comunità, affinché attraverso la solidarietà, attraverso la coesione sociale, possiamo davvero creare le prospettive di una Lanusei migliore rispetto a quella che, per ovvi motivi, anche per il periodo storico che stiamo vivendo, purtroppo in qualsivoglia maniera ha un po' perso la sua primaria, visibilità di tipo Ogliastrino. Noi come squadra abbiamo una squadra di 16 persone, tutte veramente eccellenti, che ogni volta mi arricchiscono sia personalmente e ovviamente anche a livello sociale, perché sono veramente persone brillanti in tutti i settori. Abbiamo deciso di creare un programma che possa essere sempre attento alla visione collettiva, della collettività, della comunità. In particolare abbiamo profonda attenzione alla persona a tutto tondo, perché crediamo fortemente che la politica sia anche confronto, sia dialogo, sia vicinanza con tutti e per tutti. Su queste basi abbiamo anche voluto dare attenzione a svariati settori che poi sono anche volano un po' dell'economia di Lanusei e anche territoriale. Parlo dei settori dell'agricoltura così come dei settori della pastorizia, parliamo del settore imprenditoriale,
che comunque danno lustro e culturale. Attenzione, questo è forse uno dei principali che a me tocca diciamo da vicino, però crediamo fortemente che solo attraverso la valorizzazione, attraverso la riqualificazione, sono tutti concetti e parole che nei nostri programmi emergono, si possa davvero progredire e guardare una Lanusei futura, però sempre legata alla propria tradizione. Noi vi chiediamo naturalmente il vostro appoggio e vi chiediamo di darci fiducia, di poter amministrare il Paese, di farlo con trasparenza, con semplicità e con altrettanta competenza e serietà. E speriamo di rispondere a quelle che sono le vostre necessità in maniera veramente semplice, come poi in effetti è anche la mia semplicità come persona. Vivo il quotidiano e vivo la quotidianità come fate voi. Vi ringrazio in particolare, questo mi sento di doverlo fare a chiusura del mio brevissimo discorso per dare spazio naturalmente ai miei compagni di squadra, Marco mi ha dato questa grande opportunità, soprattutto ha dato a me fiducia e spero di onorarla. Soprattutto lo ringrazio perché quale persona attenta, veramente spassionata e soprattutto disinteressata, attenta ai bisogni di tutte le persone, di tutte, mi ha risvegliato in me una passione che pensavo di non avere, quella di affacciarmi ovviamente alla vita politica. Grazie Marco e grazie a tutti voi. Buonasera a tutti, io sono Denis Vitalis, ho 25 anni e sono di Lanusei. Sono uno studente universitario, ad ottobre 2021 mi sono laureato in Scienze Politiche e sono attualmente uno studente in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. La mia esperienza è stata bellissima all'interno dell'amministrazione comunale di Lanusei tramite un tirocinio universitario. Ho vissuto con mano le criticità del paese, perché quando si vedono le determine, le ordinanze e i problemi che ci sono all'interno della cittadinanza, ovviamente si vedono e si toccano con mano queste problematiche. Io vorrei parlare oggi di due tematiche, una che mi sta a cuore, che è quella delle politiche giovanili, e la seconda del decoro urbano, spesso dimenticata purtroppo da questa amministrazione. La prima concerne me direttamente, per cui Lanusei purtroppo non è un paese per giovani. Purtroppo non è un paese per giovani perché? Perché c'è poca attrattività da un punto di vista sia lavorativo sia da un punto di vista di studio, o meglio, ricordiamo tutti i corsi professionali che vi sono stati alle NAIP. A Lanusei non c'è più questo, a Lanusei non c'è più, un giovane non può più studiare e quindi è costretto a fuggire dalla comunità, è costretto, e di conseguenza anche da un punto di vista lavorativo. Parliamo di giovani imprenditori che vogliono magari sviluppare la propria attività qua a Lanusei, ma non possono, perché? Perché Lanusei è poco attrattivo. E proprio dal punto di vista di attrattività, ecco che qua parliamo del decoro urbano. Vediamo in questi 5 anni un'amministrazione che purtroppo non ha dato seguito a questo tema, perché lo viviamo tutti nella quotidianità. Vediamo le strade come sono messe, vediamo soprattutto molta sporcizia all'interno del paese, vediamo il degrado urbano. Basti pensare a questa piazza di Chiesa. La piazza di Chiesa è grigia, non c'è un minimo di verde, non c'è un minimo di decoro urbano. Le panchine, queste panchine, come si può mettere queste panchine in un contesto dove c'è la cattedrale del 1614? Come si può? Un minimo di ragionamento. Per non parlare del corso, il corso è grigio, spazi dove la comunità c'è, spazi dove ci sono degli scorci e dove non ci sono magari un minimo di aiuole, un minimo di verde, per non parlare delle ex piazzette rosse, perché ormai sono diventate le ex piazzette grigie. Io da quando ero piccolino così uscivo in giro e vedevo la bellezza di quelle piazzette. Sono state degradate, sono state dimenticate. Inoltre qua volevo concludere ringraziando tutta la mia squadra,
ringraziando voi e, signori miei, qua siamo sull'orlo di un baratro. Siamo sull'orlo di un baratro. Se non diamo un cambiamento a questa comunità, ci vedremo tra 10 anni che queste persone non ci saranno, perché o fuggiranno dal paese o comunque cercheranno di investire le proprie risorse altrove. Con questo ringrazio tutti voi ancora e passo la parola a Suzy. Buonasera, ci conosciamo tutti, io non mi presento perché tanto sapete tutti che sono Suzy Deiano e penso di aver già dato prova di chi sono. Però una cosa ci tengo a dirla: più che le parole preferisco i fatti, e siccome mi conoscete sapete che io i fatti li faccio, quindi io mi sono messa in gioco per lavorare per il paese. Parlo se serve e quando serve, quindi per ora io passo la parola a qualcun altro e da parte mia garantisco la mia massima disponibilità per il paese, per la Lanusei, perché ci credo che questo paese lo possiamo e lo dobbiamo migliorare tutti insieme, non solo Suzy, la squadra, Marco Melis, no, la Lanusei, ogni singolo cittadino si deve sentire importante e partecipe attivamente al paese. Dobbiamo viverlo, non solo come la parola, no, dobbiamo viverlo tutti i giorni. Bellissimo vedere il paese pieno questi giorni, vero che è stato bello? Tutti l'avete detto, bello, tante facce che sorridono. Sì, ma le facce che sorridono non dobbiamo aspettarle solo il giorno o il periodo delle elezioni. Quindi, tutti artefici del paese. Questo io vi chiedo. Noi mettiamo il nostro, voi mettete il vostro e insieme costruiamo una bella Lanusei. Grazie, passo la parola a Valeria. Buonasera a tutti, io sono Valeria Matta, ho 33 anni, sono sposata alla Lanusei e sono la mamma di una bambina di 1 anno e mezzo. Sin da piccola il mio impegno è stato quello con la tutela ambientale, tant'è che mi sono laureata in ingegneria per l'ambiente e il territorio e attraverso il mio impegno e la mia determinazione ho vinto un concorso per l'ARPAS, che è l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. La mia candidatura non è stata una scelta facile, perché comunque tra lavoro e famiglia potete immaginare gli impegni ce li ho. Tant'è che quando io ho detto alla mia famiglia che mi candidavo, la prima cosa che mi hanno detto è stata: Vale, ma tu sei macca? E in effetti macca lo sono da quando sono nata. Comunque volevo ringraziare Marco e tutti quelli che hanno cercato di convincermi perché comunque penso che io debba dare comunque di più e mi piace poter dare qualcosa in più anche per la Lanusei, per il mio comune. La mia idea sarebbe quella di migliorare ad esempio la gestione dei rifiuti, visto che siamo sul campo ambientale, almeno per me. E quindi ad esempio integrare all'interno della raccolta dei rifiuti urbani e rifiuti speciali, che sono quei rifiuti che ognuno di noi sta iniziando a fare, ad esempio barattoli di vernice che magari utilizziamo per verniciare la casa, però che non possono essere raccolti dalla gestione urbana dei rifiuti. Però il comune può intervenire su questo e ci può dare una mano. Un altro tema a me fondamentale è l'osservatorio astronomico. Io sono socia dell'osservatorio astronomico da 12 anni e conosco molto bene la storia dell'osservatorio astronomico. L'osservatorio astronomico ha una potenzialità grandissima per il nostro territorio. Io ho visto tutti i turisti che vengono, stranieri, continentali, dai più piccoli ai più grandi, anche i nostri concittadini della Marina, rimangono tutti meravigliati da quello che osservano, rimangono meravigliati
dalle spiegazioni dei nostri soci. Vi ricordo che noi siamo dei soci volontari. Sono stati stanziati anche da tempo dei fondi per poter ampliare l'osservatorio astronomico, ma in questi anni è rimasto tutto fermo. Se ne sta occupando più un altro comune dell'osservatorio astronomico. Quindi la NUSEI, svegliamoci, cambiamo insieme. Do la parola a Serena. Generalmente il mio pubblico è là, sono dei bimbi. Devo dire che è diverso rapportarsi con... Quindi se non vi dispiace io guardo loro, mi viene meglio. Quando Marco mi ha contattato per propormi di candidarmi e progettare insieme questo progetto, questo bel progetto per il nostro comune, mi sono sentita lusingata, perché io sinceramente ho grande stima di Marco come amministratore e lo auspicavo per il nostro paese. Inizialmente, devo dire la verità, sono entrata in crisi, perché io so che quando mi dedico a una cosa mi ci dedico totalmente e ho dovuto chiedere, diciamo, un po' il permesso in casa per poter fare questa scelta. Fortunatamente io ho una famiglia veramente in gamba che mi supporta sempre e che ha capito che io volevo mettermi in gioco per questa nuova avventura e così ho fatto, mi sono messa in gioco. Però io vi voglio dire il motivo per cui io mi sono messa in gioco. Il motivo io ce l'ho davanti, questo motivo ha dei nomi, io lo chiamerò futuro. Loro sono il nostro futuro e io lo voglio fare per loro. Io l'ho già detto, io vivo di scuola, mi nutro di scuola e lo faccio proprio per la nostra scuola. Io credo che la scuola sia il cuore di una comunità e ultimamente purtroppo per varie ragioni non è più così al centro dell'attenzione non solo della comunità, un po' di tutti. Invece la scuola deve riprendersi questo posto, e anche perché la scuola è il fondamento di tutti noi. La scuola ci insegna non solo a essere all'ABC, ci insegna a essere cittadini, ci insegna a ritrovare quei valori di comunità che a noi un po' sono andati a mancare. Lo dimostrano tante cose, anche in questi pochi giorni. Io credo che lo devo, questa mia candidatura, ai miei bambini, alla mia famiglia e a voi, perché io ci tengo, io amo veramente la NUSEI e vorrei fare qualcosa veramente di concreto. Ci voglio provare e so che sono una donna determinata, una persona che quando si mette in gioco la partita la gioca tutta. Spero di vincerla, ma sono sicura che se voi veramente ci appoggiate e ci date fiducia, la partita la vinciamo e la vinciamo per loro, per il nostro futuro. Grazie. Adesso do la parola al mio caro Nadir. Buonasera a tutti, grazie per essere qui presenti alla nostra presentazione. Io mi chiamo Nadir Congiu, ho 33 anni, sono nato in Inghilterra, quindi possiedo il passaporto britannico e sono in attesa della patente di lanuseità, che in questi giorni ho sentito che veniva data un po' a destra a manca, quindi ci tenevo un po' particolarmente a questa patente. Chissà se mi verrà concessa. Per mestiere faccio l'operatore culturale, principalmente nel settore turistico, e ho potuto lavorare in questo settore per svariati anni, sempre qua nel territorio ogliastrino prevalentemente, ed è un lavoro che fortunatamente mi permette di toccare con mano una cosa che molti sottovalutano di Lanusei, ossia le potenzialità. Che potenzialità ha infatti questo paese? Probabilmente noi abbiamo sottovalutato un pochettino le forme di economia che siamo andati a creare negli anni, nel senso che Lanusei, per la sua storia, per il ruolo che ha avuto come centro amministrativo, politico, culturale e anche sociale, come hanno sottolineato alcuni miei compagni di squadra, è stato, come dire, un centro prevalentemente riferibile al settore terziario.
Che cosa vuol dire quindi? Che noi abbiamo offerto servizi non solo ai lanuseini, ma a tutta l'Ogliastra, e questo noi non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché è importantissimo sottolineare un aspetto di questi servizi, ovvero sia che questi sono sotto attacco costantemente da una politica grigia che non vuole il bene di voi lanuseini, non vuole il bene di questa comunità, e non dobbiamo avere paura di dirlo, assolutamente. Ma adesso voglio tornare un pochettino alla mia esperienza personale, perché a volte mi chiedo, ma io come mi immagino la Lanusei del futuro? Ed è una domanda che noi in squadra ci siamo posti anche parecchie volte, anche con idee diverse, ma è lì che sta la ricchezza. Io penso che dobbiamo innanzitutto partire da due linee, o così potremo perlomeno iniziare ad immaginarle. Socialità e attività culturali. Perché è importante sottolineare questi due aspetti, la socialità e la cultura? Perché vanno di pari passo insieme. Sono un unico binario per il nostro paese, sono una cosa che crea una forza unica che tanti altri paesi ci invidiano, e noi non dobbiamo avere paura di essere meno bravi di qualche altro paese nel territorio, e questo vale per tutti i settori. Io penso, parlando ad esempio del turismo, abbiamo alcuni esempi intorno a noi, vicinissimi a noi, che ci dimostrano veramente che basta un pochettino di volontà, e la volontà deve essere innanzitutto volontà politica, cioè bisogna essere lungimiranti, bisogna iniziare a progettarlo questo turismo di Lanusei, perché è vero, noi abbiamo già tante cose, abbiamo la fortuna di avere un paesaggio naturalistico che ci invidiano in mezzo mondo, e mentre alcuni paesi in Ogliastra, in Sardegna, forse questo l'hanno recepito da tempo, noi forse siamo un pochettino lenti, ma non significa che non possiamo ragionarci sopra, tra l'altro ragionarci con criterio, con concretezza. Voglio parlare anche delle attività culturali, perché noi spesso come lanuseini ci piace dire siamo il centro culturale per antonomasia storicamente, ma secondo voi, se adesso noi partiamo di nuovo dall'esistente, cosa stiamo facendo? Stiamo facendo il passo giusto? Probabilmente l'esistente che già abbiamo, ovvero quelle persone che si spendono mattina e sera 365 giorni all'anno per il nostro paese, hanno bisogno semplicemente di essere valorizzate, hanno bisogno di essere messe in condizioni di operare meglio. Mi vengono in mente due esempi facilissimi: penso ai ragazzi che si fanno il mazzo per regalare il carnevale alla nostra comunità, a quelli intorno, oppure penso alle persone che con molta fierezza indossano l'abito tradizionale di Lanusei e vanno a sfilare, il gruppo folk ovviamente, mi riferisco a quello, e vanno a portare in alto il nome di Lanusei in giro per la Sardegna, a volte anche fuori, comunque escono fuori dai nostri confini. Noi abbiamo il dovere di sostenere queste persone, e l'abbiamo non come amministratori, ma come cittadini, come persone che credono in quello che fanno, che credono in questa comunità. Cosa hanno in comune le persone che si occupano, ad esempio, come ho citato questi due esempi, carnevale, gruppo folk, ma l'elenco potrebbe essere lungo, nessuno si offenda se non viene citato. Hanno in comune che fanno convergere il loro amore per il paese e lo stare insieme alla Lanusei. E questo è importante, e noi come comunità un po' forse questo senso l'abbiamo perduto, ma non è una perdita casuale, non è che siamo sfortunati, siamo un paese sventurato, dobbiamo semplicemente imparare ad apprezzarci di più, a valorizzare quello che già abbiamo, che siano tradizioni secolari, stratificate nel tempo, o quelle più recenti, non importa, l'importante è che noi portiamo avanti con orgoglio il nome di Lanusei, non dobbiamo andare in giro nei paesi con un complesso di inferiorità, perché altrove riescono a fare le cose e qui invece si lasciano le cose sempre a metà. L'esistente, dicevo, l'esistente quindi può bastare? Probabilmente no. Poco fa ho citato il settore terziario e ho parlato anche di turismo. Possiamo noi come paese credere veramente in un momento storico e politico come questo, dove siamo assediati da ogni lato, che potremo continuare a vivere di servizi e garantire i servizi a metà agli ogliastrini? Io credo di no. Io penso che noi abbiamo il dovere di pensare delle nuove economie, abbiamo il dovere di intraprendere nuove strade, e dobbiamo farlo a testa alta, con progetti concreti, non con chiacchiere da bar. E quando parlo di progetti, intendo progetti dove tutti ne beneficiano. Non ci deve essere nessuno escluso da questa cosa, non dobbiamo pensare a un turismo per pochi, non dobbiamo pensare a un commercio per pochi, dobbiamo pensare a 360 gradi per tutta la comunità, e lo dobbiamo fare sempre con uno spirito di condivisione,
ricordandoci anche che cose come il turismo non spuntano dal nulla, non sono come i funghi che spuntano dopo un po' di pioggia e poco sole, ci vuole progettualità, ci vuole concretezza, ci vuole tempo e soprattutto ci vuole tanto impegno e volontà politica. E quindi io penso che non dobbiamo scordarci di tutte quelle realtà, quelle attività produttive che già esistono in questo territorio e che si spaccano la schiena. Io penso ad esempio al mondo delle campagne. Il mondo delle campagne è stato totalmente abbandonato. Qualcuno lo può negare questo? Credo di no. E io penso che queste persone abbiano veramente la possibilità, o meglio, gli deve essere data la possibilità di essere inseriti meglio nel mercato. Io da poco ho fatto un piccolo post anche mezzo spiritoso su Facebook, perché lavorando nel turismo mi sono capitati turisti stranieri che erano qui da 15 giorni in Sardegna, non avevano mangiato nemmeno un prodotto sardo, nemmeno uno. Adesso io non voglio fare assolutamente del nazionalismo gastronomico, chissà che, però poniamoci delle domande, cerchiamo di capire perché questo turista non è stato venduto un prodotto, perché non è stato promosso questo prodotto. Cosa siamo, incapaci? Siamo così scarsi che non riusciamo a far vedere le nostre eccellenze? Io penso di no, semplicemente devono essere messe a sistema. Bisogna dare la possibilità a chi produce e anche a chi trasforma, a chi vende il prodotto, di essere messo in condizioni di farlo, e ci sono tanti modi per farlo e bisogna partire dal piccolo. Non dobbiamo pensare a costruire l'Empire State Building, dobbiamo partire da quello che noi abbiamo un bosco bellissimo, abbiamo un centro storico bellissimo, abbiamo i Lanuseini che nella storia hanno sempre dimostrato intraprendenza. Infatti permettetemi una piccola parentesi, da poco sulla stampa ho letto delle polemiche che non mi sono piaciute sinceramente, nelle quali alcuni ex amministratori dicevano la loro sulla situazione lanuseina e qualcuno ha osato addirittura dire che Lanusino non è intraprendente. Io penso alla pasticceria che è stata aperta qua, ai barbieri che hanno aperto di recente, alla pescheria in via Roma, eccetera eccetera eccetera. È poca intraprendenza questa? Io penso proprio di no, dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo nel nostro paese. Infine, cari cittadini, cari concittadini di Lanusei, una Lanusei che non è mai stata così osteggiata come in questo periodo, e io penso che in fondo al nostro cuore ognuno di noi lo sa quanto siamo sotto assedio da veramente una forma di politica che non voglio nemmeno commentare più di tanto perché non se lo merita. Siamo assediati da chi non vuole il bene di Lanusei e da chi la vuole svuotare. La vogliono svuotare dei servizi, dalla popolazione e soprattutto dalla dignità che noi dobbiamo mantenere come comunità unita, a testa alta, fieri. Ed è per questo che noi vi chiediamo il voto, perché noi abbiamo messo su un progetto che da qui ai prossimi 5 anni porterà risultati. Qua dietro di me, davanti a voi, ci sono persone leali, coese, determinate, competenti, che hanno voglia di mettersi in gioco e non hanno paura di dire quello che pensano, perché io credo anche che il dibattito politico sia sano quando ci sia discussione, quando si dicono le cose in faccia, quando si costruiscono progetti politici in piazza tra le persone. È molto importante questo, ricordatevelo domenica 12 giugno. Quindi vi chiedo di votare progetto comune per Marco Meli sindaco. Grazie ancora dell'attenzione e buon proseguimento. Do la parola a Nicola. Buonasera a tutti, sono Nicola Cantalupo, ho 45 anni, vivo stabilmente a Lanusei da 12 anni ma la frequento da molto prima. Sono un insegnante e sono anche un istruttore di arti marziali, ho corsi sia per adulti che per bambini. Sono anche padre di 4 ragazzi, 3 dei quali sono nati e cresciuti a Lanusei e sono lanuseini, possiamo dire. Contro tutte le previsioni, voglio dire, però è stato per me un ambiente che io ho scelto per la crescita dei miei figli, perché Lanusei è un ottimo ambiente, potrebbe essere molto migliore. Io in questo ambiente ho visto delle potenzialità e queste potenzialità vanno sviluppate perché questo paese merita. Chiunque delle mie conoscenze di altri luoghi della Sardegna vengono qui a Lanusei dicono già così è bellissimo, è un posto incredibile, state benissimo, siete fortunatissimi. Io dico sì, è vero, però ci sono tantissimi aspetti che vanno migliorati. Come padre io mi sono reso conto delle condizioni nelle quali appunto è il paese e
sicuramente può essere migliorato molto. Noi nel nostro programma prevediamo il recupero, la riqualificazione di aree verdi che sono all'interno del paese o in prossimità del paese, e soprattutto recupero e riqualificazione di un'area importantissima che è la Piana di Selene, che ha un panorama pazzesco, un posto incredibile, ricchissimo di cultura, di storia, con un ambiente naturale con pochi paragoni in Sardegna. Io per formazione universitaria ho studiato spesso la geografia nel suo intersecarsi con la storia e nel suo intersecarsi con la società. I territori sono creati da noi sulla base delle idee che noi abbiamo del territorio. Se noi abbiamo delle idee mediocri, il territorio si svilupperà con infrastrutture mediocri, con costruzioni mediocri, con arredo urbano mediocre, con parchi che non esistono, che non sono curati, perché trasmettiamo nella cosiddetta territorializzazione, trasmettiamo la nostra idea. Noi siamo qua per portare un'altra idea, che non è solo la nostra, ma è di tutte le persone che sono qui e che ci stanno dando una mano, una grandissima mano, anche a capire quali sono le priorità importanti di questo Paese. E tra le priorità sicuramente c'è quella della cura di ambienti che siano anche vivibili, che possano essere ambienti nei quali anche i nostri figli, i nostri ragazzi possano crescere in modo sereno, tranquillo, circondati anche dalla bellezza, perché qui è semplice, è facile circondarsi di bellezza. Credete a me, che vengo da fuori e lo so. Quindi io vi chiedo il 12 giugno di darci la fiducia, perché veramente questa cittadina merita un progetto serio, e qui, come ha detto anche Nadir e tanti altri, ci sono persone completamente disinteressate che sono qui esclusivamente per il bene di questa comunità. Grazie a tutti. Buonasera, c'è un sacco di gente e sono un sacco emozionato. Buonasera a tutti. Allora, mi presento, io sono Teodoro Del Plano, ho 19 anni e parlo ai più grandi presenti qui, non ai giovani, tutti quanti mi conoscono immagino. Allora, spesso capita che i giovani vengono visti come, non lo so, con la testa per aria, che basta avere questo in mano e tutti stiamo bene con noi stessi. Che può succedere tutto, tanto ci sono i genitori a risolvere. Ma vi dirò una cosa, non è così. Notiziona. Perché mi sono candidato? Io mi sono candidato perché per una volta Marco ha deciso di dare la parola ai giovani. Parola che mai da nessuno è stata chiesta. Siamo sempre stati lasciati in disparte e non siamo mai stati coinvolti in niente, per i motivi che vi ho detto prima, chiaramente. Ma noi giovani siamo nati, cresciuti alla Lanusei e sogniamo per la Lanusei un bel futuro, un futuro roseo. Sogniamo una Lanusei serena, vivibile, in cui magari il sabato sera si può uscire e anche divertirsi, perché adesso non è così. Non c'è niente alla Lanusei, non possiamo fare niente alla Lanusei. Ed è assurdo, ve lo dico sinceramente. È assurdo perché in 19 anni di racconti se ne sentono tanti, e tutti i racconti che sento sulla Lanusei del passato sono bei racconti e sono cose che noi non abbiamo mai visto e che speriamo di vedere, di vivere e di sostenere. Personalmente sogno una Lanusei priva di favoritismi, priva di voti di scambio, priva di false amicizie. Sogno una Lanusei pura, onesta e che basa la sua vita sulla condivisione tra tutti i cittadini, perché è importante. Io
spero che il messaggio sia passato, non so quanto siano state confuse le mie parole sinceramente, e spero che voi riflettiate su quello che è stato detto e che verrà detto stasera, perché sono cose importanti. Grazie a tutti. Devo dire che Teodoro è stato davvero molto chiaro, molto bravo, nonostante i suoi 19 anni, rappresenta la forza della nostra comunità e della nostra Lanusei. Io sono Maurizio Mereu, sono un avvocato, ho 52 anni e sono la mia seconda esperienza da candidato amministratore di Lanusei. La precedente ho avuto il piacere e l'onore di condividere un assessorato per 5 anni con il sindaco Virginia Lai, che ringrazio e non dimentico degli insegnamenti importanti che ci ha dato e che mi ha insegnato una cosa molto importante, quella del sacrificio, dell'unità, della lealtà e soprattutto quella di sentire la nostra comunità come importante soprattutto e come guida delle comunità che ci stanno vicine. Abbiamo ricordato una cosa molto importante, prima l'ha detta Nadir, Lanusei è una sede di servizi importantissimi che dobbiamo difendere con tutte le nostre forze, perché sempre più si tende a accorciare le risorse, a togliere risorse a chi è più piccolo, a chi è più spopolato, anziché investire in comunità piccole, in comunità del territorio, si cerca di togliere e di accentrare tutto nelle grandi città che invece sono già ben dotate di servizi. Per cui faccio esempio del tribunale, faccio l'esempio dell'ospedale di Lanusei, faccio l'esempio di tutte le scuole. Vedo ci sono molti insegnanti, ci sono molti studenti. Noi non dobbiamo dimenticarci che Lanusei è il centro culturale dell'Ogliastra e così dobbiamo riportarlo. Ma come si fa a riportare al centro della cultura Lanusei? Coordinandoci con tutte le comunità che ci stanno attorno, lavorando per ricostruire i rapporti, lavorando per difendere le nostre priorità a Cagliari e anche a Roma se serve. Questo è quello che dobbiamo fare con la lista numero 1 e con Marco Melis, candidato sindaco di Lanusei. Perciò dico, perché mi hanno chiesto perché ti sei candidato? Ma ovvio, mi sono candidato perché così com'era non andava bene, non va bene come abbiamo vissuto questi ultimi anni. Altrimenti perché dobbiamo dare un'alternativa alla nostra comunità? Per dare un cambiamento, cambiamo insieme come dice il nostro slogan. Cerchiamo di cambiare insieme in meglio, naturalmente, non in peggio, perché cambiare molte volte non sempre lascia sperare al meglio, ma noi abbiamo un gruppo fantastico, abbiamo un gruppo unito, come dicevano i miei predecessori, abbiamo un gruppo che è molto eterogeneo e soprattutto dotato di tante professionalità. Ma la cosa che mi è piaciuta ancora di più, già dalla prima riunione alla quale ho partecipato, è stata la grande voglia, la grande passione di mettersi a disposizione della comunità in maniera disinteressata per il bene comune, che è la cosa più importante che noi dobbiamo tenere a mente. Perciò concludo dicendo questo: noi metteremo tutto l'impegno di cui siamo capaci per la difesa del nostro paese, per Lanusei e per farlo ritornare grande ancora una volta. Grazie a tutti, votiamo lista numero 1. E adesso cedo la parola a Loredana. Così, va bene. Buonasera a tutte e a tutti, io sono Loredana Rosa, sono un'insegnante laureata in lettere classiche e poi specializzata in linguaggio e comunicazione pubblica e politica. Sono anche presidente di un'associazione che probabilmente qualcuno di voi conoscerà, che si chiama Volta la Carta e che si occupa di promuovere la cultura dei diritti umani e delle pari opportunità all'interno delle scuole soprattutto, quindi incontrando
tantissimi studenti e studentesse ai quali parliamo insieme ai miei compagni e compagne di discriminazione, di lotta per la giustizia, di lotta per i diritti umani e di, ai noi, un fenomeno importantissimo che purtroppo interessa anche le nostre comunità, che è la violenza maschile sulle donne. La domanda ricorrente di stasera, a cui anch'io naturalmente cercherò di dare risposta, è perché mi sono candidata, perché ho preso questa decisione. Risponderò in due modi. Il primo, la prima risposta, che è quella proprio tecnica spontanea, è che io ho deciso di candidarmi perché me l'ha chiesto Marco Melis. Prima risposta fondamentale. La mia prima volta, perché questa è la mia prima volta di impegno elettorale, non poteva che essere con una persona come Marco, che è stato sempre al nostro fianco, e vi dico in tempi del tutto non sospetti, a fianco alle attività della nostra associazione, proprio per promuovere la cultura del rispetto. Inoltre una cosa che mi piace molto ricordare qui, non so se tutti lo sanno, ma il nostro preziosissimo centro antiviolenza dell'Unione dei Comuni è stato fondato proprio da Marco Melis, e quindi questo è veramente un grande vanto, perché svolge un lavoro importantissimo sul territorio, ed è anche un po' una conseguenza che secondo me non è casuale, è il fatto che io mi ritrovi in questa bellissima squadra che, come vedete, come è stato già detto, credo che sia la prima volta in Ogliastra che abbiamo una maggioranza, una prevalenza così femminile, e questo secondo me è un dato molto molto importante. Un altro motivo fondamentale per cui ho deciso di candidarmi nella lista civica Progetto Comune per la Lanusei è per portare avanti proprio tutte le istanze di cui in questi anni io mi sono occupata in prima linea sempre. Il mio attivismo è, credo, abbastanza sotto gli occhi delle persone che da anni ci seguono, e va appunto a toccare ambiti importanti, alcuni dei quali sono stati già citati, come quello della cultura, la promozione degli eventi culturali di cui abbiamo veramente tanto bisogno, come diceva Nadir, che va d'accordo con il concetto di socialità, la cultura dei diritti umani, del rispetto, lo ripeto ancora, delle pari opportunità. E tutto questo fare, a mio avviso, ha un grande senso, perché è stato detto, e lo voglio ripetere, i fatti contano sempre molto più delle parole. Il fare conta sempre molto più che il semplice dire. E proprio questo profondissimo senso di responsabilità e di coerenza rispetto a quello che è stato il mio impegno in questi anni mi ha portato appunto a voler accettare anche di portare tutte queste istanze, tutti i temi di cui vi parlavo, a un'attenzione maggiore, un'attenzione che è quella che ogni comune in effetti deve dare a questo tipo di attività. La mia frase guida da sempre, da quando ero molto più giovane, non dico bambina ma molto più giovane, che amo ripetere stasera qui davanti a voi, è una frase di un grande maestro di pace che ci dice: sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Questa è una frase importante di Gandhi, lo sappiamo, e quindi è questa la spinta importante che deve muovere le nostre azioni per il bene comune, per la nostra comunità. Personalmente credo di aver rispettato con coerenza questo insegnamento per me così importante, cercando di agire sempre in prima persona e cercando di arginare le lamentele che ci sono, perché viene spontaneo spesso lamentarsi quando delle cose non ci piacciono e non vanno, e cercare invece di agire appunto io stessa per creare ciò che sentivo e che sento che manca nel mio ambiente, nella mia comunità.
Il tema dello sviluppo territoriale attraverso la cultura è stato proprio importantissimo nel mio agire, è stata la cifra che ha caratterizzato ogni mia esperienza lavorativa in ambito dell'insegnamento, ma anche nell'ambito delle amministrazioni pubbliche a livello locale e provinciale, oppure quando ho vissuto fuori in Italia, anche in altri ambiti, appunto, soprattutto in due regioni che sono un po' simbolo forse del welfare in Italia, che sono la Toscana e l'Emilia Romagna. E dicevo, proprio questo tema dello sviluppo territoriale attraverso la cultura è un'eredità importante che abbiamo alla Musei, derivato per me probabilmente dall'aver vissuto, ne abbiamo parlato stasera, una Lanusei che è stata un presidio della cultura. Io sono nata negli anni 70 e tutti ricordiamo la bellezza del vivere il nostro paese a livello sia di studentesco ma poi proprio come socialità. Questa piazza così piena, noi giovani degli anni 70 ce la ricordiamo non come occasionale, appunto ogni 5 anni magari con le elezioni, ma l'abbiamo vissuta proprio con grande gioia e tutti ci portiamo con noi questo desiderio di rivederla. Una Lanusei, voglio usare anche una parola chiave importante, una Lanusei accogliente. Una Lanusei che in quegli anni ha portato qui moltissime persone che hanno scelto di vivere e di condurre la propria famiglia, di farla, in questo paese, di farla crescere. La mia stessa famiglia, sento parlare di una cosa non simpaticissima secondo me, della lanuseinità doc. Ma che cos'è la lanuseinità doc? In cui i nostri giovani parlano 3 lingue, in cui attraversano i confini dell'Europa e oltre per comunicare tra loro, noi siamo ancora chiusi nei nostri limiti minuscoli e provincialissimi. Non si può continuare ad avere questa visione, dobbiamo aprire la nostra mente, dobbiamo cercare veramente di essere ancora ciò che siamo già stati, perché la Lanusei è stato un presidio culturale grazie al suo essere città accogliente, non dobbiamo dimenticarci di questo. Si è soliti dire che di cultura non si mangia, non sono d'accordo con questa affermazione e cito degli studi di Confcommercio, degli studi recenti che ci dicono che per ogni euro investito in cultura se ne producono 5 di reddito. Per ogni euro investito in cultura se ne producono 5 di reddito. Provate a pensare cosa significa questo. Provate a pensare a una Lanusei in cui la cultura è portata in primo piano, che anima la nostra città e che nello stesso tempo crea reddito. Questa è una cosa importante. Personalmente nella mia attività anche di organizzatrice di eventi culturali ho potuto constatare che non servono poi davvero così tante risorse, nel senso che molte cose belle, significative a livello culturale che creano inclusione, socialità, apertura mentale si possono fare, non dico, a volte sì anche a costo zero, quasi a costo zero, cioè è importante avere delle idee, avere degli obiettivi, amare profondamente quello che si fa e avere a cuore il bene comune. Questa è sempre una cosa importantissima da tenere sempre a mente e da non dimenticare. Mi piacerebbe vivere in un comune che crede fortemente nella necessità di essere promotori di questi principi a servizio di tutta la comunità. Per questo motivo, senza demandare e senza lamentarmi di ciò che mi manca, ho deciso di mettermi ancora una volta in prima linea per fare ciò che molti di voi in realtà sanno, è quello che ho fatto, ho cercato di fare in tutti questi anni. Nel nostro programma, e vi invito veramente a leggerlo perché è un programma chiaro, semplice, misurabile e fatemelo dire orgogliosamente stilato con un linguaggio inclusivo che non è cosa da poco. Troverete qui tante proposte. Personalmente sono felicissima, ringrazio tutto il mio gruppo, ringrazio il candidato sindaco Marco Meis perché guardate, per la prima volta trovate scritto
in un programma elettorale trovate l'attenzione a parole importanti come pari opportunità. Nessuno mi risulta che le avesse mai citate. Solo una società che ha a cuore il benessere di tutti e di tutte, di uomini e donne, e che combatte per una maggiore rappresentanza femminile in ambito lavorativo, sociale e politico, può dirsi veramente e realmente una società democratica. E questo infatti è molto importante. Al di là delle parole, come dicevamo, i fatti parlano. Noi siamo una squadra a prevalenza femminile e credetemi non è un caso, perché anche questo, anche fare cose del genere, rappresentarci in questo modo con competenze che si mettono al servizio della comunità, ci vuole molto coraggio. E quindi io veramente vorrei lodare tutte le compagne e i compagni di squadra che hanno deciso insieme a me di compiere questo passo. E questa maggioranza femminile che è così importante, dicevo, per una società democratica, è importante anche per combattere tutti insieme ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di classismo, e sottolineo questa parola, classismo, perché esiste ancora, guardate, all'interno delle nostre società e anche all'interno della nostra comunità. Ripeto, sì, il cambiamento, siamo tutti insieme, il cambiamento che vogliamo vedere nel nostro mondo, nella nostra società, che si sposa bene con un'altra frase che mi sta molto a cuore e che dice: non c'è rivoluzione senza solidarietà. Altra parola chiave importantissima, è stata già detta: solidarietà. Cambiare insieme è il nostro bellissimo slogan di una lista che si chiama, non a caso, proprio riprendendo il concetto di solidarietà, che si chiama Progetto Comune. È stato spiegato questo molto bene. Cambiare insieme perché è vero, ognuno di noi per portare un cambiamento nella società deve prima di tutto cambiare profondamente se stesso. Ma non si va da nessuna parte da soli, dobbiamo essere veramente insieme a cambiare ciò che non ci piace, insieme a cambiare la nostra città nelle parti che vogliamo migliorare e, come mi piace ripetere anche, solo insieme si fa la differenza. Grazie. E a me l'onore di dare la parola a Monica. Ok. Buonasera a tutti, mi ripresento per la seconda volta, io sono semplicemente Monica. Voglio dire che per la seconda volta metto a disposizione le mani, con coerenza, con lealtà, con determinazione, così come fu 5 anni fa. Sono orgogliosa di appartenere a questa squadra che mi ha accolta a braccia aperte, ci ho pensato tanto, ma il progetto comune era veramente bello. Quello che io vi voglio sottolineare, perché non è il caso di parlare di quello di cui io mi occupo come lavoro, è: tenete a mente la res pubblica, la cosa pubblica, la cosa che è di tutti e da tutti deve essere gestita. Leggete il programma, venite, cercateci, avrete tutte le spiegazioni e tutti gli aiuti che noi ci attendiamo da voi per portare avanti il nostro progetto. Vi aspettiamo il 12 di giugno. Proprio un'improvvisazione, mi dicono presenta Marco, ma Marco avrà mica bisogno di presentazioni? Prego. Diceva, a me l'onore di chiudere quasi e di presentare, anzi di dare la parola al nostro candidato sindaco, e veramente grazie infinite, vorrei che gli facessimo un grande applauso. Grazie Marco. Grazie Loredana. Dedico questa serata, soprattutto questi interventi e questa bella squadra, a chi sosteneva
c'è solo Marco e una squadra non c'è, è la presenza di Marco perché è tutto Marco, e non è così. Come avete visto, avete sentito dei begli interventi, avete sentito passione, competenza, avete sentito amore per la Nusei, che è ciò che conta più di ogni altra cosa. Lo dicevo prima, non si può fare l'amministratore locale se non si sente questa passione. Io credo che questa squadra si sia composta davvero da persone che hanno voglia di dedicare il loro tempo, le loro competenze e la loro passione alla Nusei. Per fare questo però noi ci siamo dotati anche di un programma che nasce non semplicemente dalle nostre idee, ma nasce anche dal confronto con la comunità, nasce anche dal confronto della storia di questi ultimi anni di questa comunità, che come si diceva prima, ahimè, per certi versi è stata anche tristemente abbandonata e trascurata. La politica ha il dovere di occuparsi della comunità, non ha il dovere di occuparsi dei posti, delle poltrone, degli incarichi, delle scalate politiche, delle elezioni provinciali, regionali o nazionali. La prima cosa, quella che conta davvero, è la comunità in cui viviamo, è la comunità per cui ci candidiamo. E quindi noi abbiamo strutturato un programma che, come si diceva prima, è un programma facile da leggere, facile da comprendere per tutti, è un programma misurabile. Non abbiamo scritto cose che difficilmente possono essere tradotte in una realizzazione oppure no, o si fa una cosa o non si fa, e alla fine dei 5 anni è semplice capire se quella cosa si è fatta, se si è iniziata, se non si è proprio trattata, se si è trascurata, o tutto ciò che deve essere fatto da parte del cittadino che valuta l'amministrazione. Al termine di ogni mandato elettivo il cittadino è chiamato ad esprimersi e lo deve fare ovviamente valutando anche il lavoro svolto, valutando i programmi, valutando i candidati, valutando la storia di ognuno di noi, ma lo deve fare anche valutando il lavoro svolto. Io sono anche il cittadino di Lanusei, perché in questi ultimi quasi 10 anni ho vissuto qua. Se io dovessi dare un giudizio sul lavoro svolto, onestamente non potrei dare un giudizio positivo. Ecco perché io ho deciso anche di scendere in campo, perché a volte bisogna anche rimboccarsi le maniche, bisogna decidere di mettersi la faccia, bisogna provare ad affermare le idee. Ed ecco perché noi siamo qua. Siamo qua per parlare di Lanusei, siamo qua per parlare dei temi che a tutti ci sono cari, alcuni ormai temi vecchi, vecchissimi, come la viabilità, i parcheggi, temi quasi scontati, ma ormai diventati un'emergenza, non più una necessità, un'emergenza. Si è detto che Lanusei è una cittadina che offre servizi, e non li offre solo per la comunità di Lanusei, li offre per un intero territorio. Quindi abbiamo un ospedale, un tribunale, abbiamo agenzie nazionali, regionali, però per dare questo tipo di servizi non basta indossare una fascia tricolore e partecipare di tanto in tanto a una manifestazione dove si reclama la chiusura di un reparto. Per dare servizi, assicurare servizi, occorre progettare e sostenere i servizi. E faccio esempi concreti. Se io devo andare all'ospedale a fare una visita e perdo mezz'ora per trovare un parcheggio e non lo trovo, e addirittura devo lasciare la macchina in mezzo alla strada e poi vengo multato, io non sto facendo il mio dovere da amministratore locale. Il mio dovere non è occuparmi della nomina di un primario o di occuparmi della nomina di un direttore generale. Questo non compete a me, io non sono stato eletto per questo. Il mio dovere è prima di tutto assicurare tutto ciò che può garantire un servizio sanitario. Parcheggi, viabilità, accessi, servizi pubblici. Non è pensabile che non ci sia un luogo dove una persona che viene da fuori può soggiornare, mangiare, nel caso in cui debba assistere un paziente, un parente. Tutto questo oggi manca alla Lanusei, come manca un adeguato collegamento dei servizi pubblici. Chi non ha la macchina, se non ha nessuno per farsi trasportare o accompagnare, spesso ha difficoltà anche a curarsi. Questo perché si trascurano gli aspetti fondamentali. È inutile occuparsi di cose di cui non ci dobbiamo occupare direttamente, ma noi ce ne occuperemo, certo che sì, non lo faremo da soli, l'abbiamo detto, perché i servizi, ricordiamoci sempre, noi li garantiamo per tutti e di tutti abbiamo bisogno delle comunità vicine, ma abbiamo bisogno anche di spronare la politica regionale quando occorre. Quindi noi non chiederemo semplicemente
la nomina di un medico che manca in pediatria, certo che lo faremo, perché questo è un compito politico, ma noi ci occuperemo di progettare la sanità, come avveniva in passato, quando la conferenza dei sindaci aveva competenze dirette, quando non ce le aveva se le creava, perché faceva politica per il territorio, non politica per la posizione, faceva politica per il territorio. Io sono stato presidente della conferenza sanitaria, i tempi in cui i sindaci si battevano non per fare una campagna elettorale alle prossime regioni, ma si battevano per il territorio, e quando noi ci siamo battuti abbiamo anche ottenuto, e abbiamo ottenuto tanto perché quella era la priorità. La priorità non era decidere nelle sedi delle segreterie dei partiti chi doveva andare a indossare una fascia, una casacca piuttosto che qualcos'altro, un incarico o qualcosa di simile. La priorità era occuparsi del territorio in maniera convinta, unita. Per chi è curioso basta vedere gli articoli della stampa di 10-15 anni fa, quando c'era progettualità, quando abbiamo deciso anche l'ammodernamento di questo ospedale, basta andare a vederlo. Chi se lo ricorda l'ospedale di 20 anni fa? Provate a fare un po' di memoria, soprattutto i più grandi. Sono stati fatti reparti nuovi, sono state dotate di tecnologia, sono state dotate di sistemi che non c'erano. Pensate a reparti come la rianimazione, l'utile e tante altre cose. Queste cose sono nate anche, mi posso permettere di dirlo, dalla volontà dei sindaci che lottavano per il territorio e non andavano a fare solo presenza con quella fascia tricolore che addirittura è diventato il bersaglio dei cittadini. Quante volte è stato detto: mollate la fascia, dimettetevi, rendetela al prefetto, rendetela a chi volete. Quella fascia va indossata non come qualche accessorio per un abito, quella fascia va indossata perché la si deve sentire come qualcosa che rappresenta i bisogni di tutti. Non può essere indossata per inaugurare un mercatino o un'attività privata o qualcosa che non c'entra niente con quello che stiamo facendo. Non è quello il senso, non può essere quello il senso, altrimenti sviliamo quella fascia, sviliamo il compito di queste persone che ci mettono la faccia. E quindi sanità, certo che sì, ma come? Facendo il nostro dovere, assicurando accessi migliori, parcheggi, tutto ciò che occorre. Scuole, certo che sì, rendiamoci conto che la scuola è in forte crisi. Perché? Perché tutti devono fare la propria parte, le strutture sono fatiscenti, non c'è un'idea di sviluppo scolastico, non ci sono progetti per i ragazzi. Quando chiudono le scuole, chi ha figli sa benissimo di che cosa sto parlando. Si cerca il parcheggio per i propri figli, perché alle fine sono diventati parcheggi quando esistono, perché non ci sono attività oltre la scuola. Ma come si può pensare a una comunità che pensa ai giovani se non si assicurano servizi ai bambini, ai giovani? Come si può pensare di far gravare tutto sulla buona volontà di una nonna o di un nonno quando esistono, o di qualcuno che si rende disponibile per tenere un bambino qualche ora? Noi abbiamo bisogno di strutturare una società diversa, abbiamo bisogno di dare servizi credibili, quindi abbiamo bisogno di operare nel sociale, potenziando tutti i servizi che vanno da 0 a 100 anni. Cioè vuol dire che noi ci occupiamo di tutti e ci dobbiamo occupare di tutti. I servizi sociali ormai sono diventati una delle componenti, forse la più importante, in un momento in cui le società, l'ho detto prima quando ho introdotto la presentazione dei candidati, in cui c'è un forte problema a carattere sociale, che ahimè interessa le famiglie, i giovani, qualche volta anche gli anziani. Quindi noi da questo punto di vista nel nostro programma abbiamo scritto tanto sul potenziamento dei servizi. Non si può dire solo a parole ci occupiamo degli anziani. Nei fatti cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato dei centri diurni, per esempio, non lo so, penso di no, ci sono difficoltà. Abbiamo potenziato il servizio di assistenza domiciliare, credo che i numeri parlino da soli, sono irrisori. Abbiamo fatto qualcosa per le scuole, vediamo cosa è stato fatto per le scuole, elenchiamo i provvedimenti, vediamo se sono sufficienti, se non lo sono integriamo, vediamo con quale idee. Questa squadra ha tutte le competenze per farlo. Così come uno dei problemi che, ahimè, secondo me è stato un po' la causa anche del declino della musica. Io sono stato un osservatore attento, soprattutto negli ultimi 20 anni, perché io sono stato un amministratore del territorio e come tale ho avuto anche l'onore, perché per me è stato un onore di occuparmi di faccende di Lanusei, perché io sono stato presidente dell'Unione dei Comuni, sono stato presidente, l'ho detto prima, della conferenza sanitaria, sono stato anche presidente di altri consorzi dove Lanusei era presente, il PON Sicurezza,
che parlava di cultura e legalità, un tema ahimè dimenticato. Per fortuna qualcuno oggi l'ha detto un ragazzo più giovane candidato con lui, l'ha detto Teodoro. È molto importante non fare promesse, voti di scambio o cose simili, è molto importante mettersi in discussione, credendo nelle idee, nei programmi, mettendosi a disposizione, senza barattare niente, a costo di perdere. Questa lista non è nata facendo conti con i numeri, con le segreterie, con i ricatti o con le promesse. Qui non ci sono poltrone da vice sindaco o da assessore, qui ci sono persone che si sono messe in gioco senza chiedere niente, qui nessuno ha distribuito niente per convincere nessuno. Abbiamo assistito tutti alla telenovela, forse sì, forse no, forse si fa, forse non si fa, a costo che, forse così, forse abbiamo quadrato, forse ci siamo. Non è questo. Qui dov'è la NUSEI? Dov'è la NUSEI in questo concetto? Dov'è il progetto per la NUSEI in qualcosa che nasce in questo modo? Dov'è? Se qualcuno è in grado di dimostrarmi dov'è, io sarò lieto di stringergli la mano, sarò lieto di dire complimenti. Dov'è una cosa che nasce dal mio punto di vista solo per motivi numerici, elettorali? Dov'è qualcosa che nasce tra un accordo di un'opposizione che un mese prima vota contro un PUC e nello stesso programma dice PUC? PUC di cosa? Cosa vuol dire PUC nel programma? Cosa vuol dire se un mese fa abbiamo votato contro? Allora vuol dire che dobbiamo rifare completamente il PUC, altrimenti non sono credibile, io non posso essere credibile. Ecco perché è importante prima di tutto la credibilità. Non ci siamo confrontati, non abbiamo pensato ai numeri, non abbiamo pensato alle famiglie, non abbiamo pensato al partito. La nostra è una civica vera, non una lista di coalizione mascherata da civica. La nostra è una civica e ci tengo a dirlo con molta forza e chiarezza. Non prendiamoci in giro. La nostra è un progetto che nasce dalla volontà dei cittadini, non nasce dalla volontà delle segreterie, con l'inserimento di amministratori che, come giustamente ha detto qualcuno all'inizio, non hanno l'interesse della NUSEI. Non ce l'hanno, perché chi fa queste cose non ama la NUSEI. Chi fa queste cose ama altre scelte, ama altre cose, bilancia interessi che non sono di la NUSEI. Non è la NUSEI, non c'è la NUSEI, c'è altro, c'è molto altro. E quindi abbiamo perso un'occasione qui tanti anni fa. La NUSEI è una cittadina anche turistica. La NUSEI nel 1968 ha aperto l'albergo Selene, costruzione iniziata nel 1965. È stato il primo paese che ha avuto il coraggio in Sardegna di intraprendere la via del turismo montano, un turismo scelto, di qualità, che spendeva alla NUSEI, che parlava di la NUSEI e che sponsorizzava la NUSEI, ma era anche un turismo fatto di intelligenze, di persone per bene che hanno contribuito indirettamente alla crescita della NUSEI, e lo hanno fatto anche portando idee, portando presenza. Com'è possibile che in tutti questi anni ci si sia accampati sull'idea che la NUSEI potesse crescere, vivere, continuare ad esistere semplicemente parlando di ospedale e tribunale? Non c'è stata la capacità di progettare invece la NUSEI che pensasse anche a quello. Certo, ci mancherebbe, è fondamentale, ma la NUSEI che parlasse di turismo. La NUSEI era un posto di artigiani e non si riesce ad avere un PIT completato, non ci sono aree da mettere a disposizione e la gente è costretta a trovare sistemazione altrove, perché chi ha voglia di intraprendere, qualcuno l'ha detto prima, deve trovare un terreno accogliente per intraprendere, perché se quel terreno non c'è, o non intraprende e quindi ahimè fallisce, o intraprende altrove, doppiamente si fallisce quindi. Ma vogliamo parlare per un attimo, visto che l'ho citato prima, del problema urbanistico della NUSEI? Vogliamo parlare della fuga dei giovani che hanno trovato per anni casa a Elini, all'Oceri, a Tortolì, altrove, proprio perché c'è stata questa difficoltà? Allora una vera programmazione nasce toccando tutti questi aspetti. Il progetto deve nascere pensando a cosa sarà la NUSEI fra 20 anni, perché in 5 anni noi potremo con il massimo impegno fare tanto. Ma è ovvio che un vero progetto non finisce in 5 anni,
È ovvio che la presenza di questi giovani è destinata a far proseguire il progetto, è ovvio che il coinvolgimento di queste persone e di tante altre che oggi non sono qui tra queste sede ma ci stanno accanto serve proprio per creare una Lanusei diversa, per pensare a una Lanusei che guarda lontano, per pensare a una Lanusei che non ama solo piangersi addosso e alzare le spalle davanti ai problemi e lamentarsi magari che la politica è distratta, centratrice, che si pensa solo a Cagliari. Noi cosa abbiamo fatto? Cosa stiamo facendo per la Lanusei? Qual è la nostra idea? Qual è il nostro contributo? Non si può solo fermare a criticare, perché questo è troppo semplice. Diamo tutti una svolta, crediamoci, perché abbiamo bisogno di questo. E quindi proviamo a immaginare che invece si può fare. Proviamo a immaginare che uno che ha amministrato un altro comune possa essere il benvoluto, perché io qua in questi 2 o 3 mesi mi sono sentito un extracomunitario e vengo da un paese che dista 4 chilometri, ci vivo, ho avuto origini, ci ho studiato, ho una bella famiglia, direi a cui sono molto legato e che ho sempre sentito casa, ma non da oggi perché ho deciso di candidarmi sindaco, da sempre, da sempre. Ecco l'assurdità, si vuole essere grandi pensando da piccoli, per essere grandi bisogna pensare da grandi, se vogliamo essere città non possiamo essere clan o villaggio. Onestamente posso capire l'uomo della strada, senza offesa per nessuno, e di Arzana non può amministrare la Lanusei, ma che lo dicano candidati o persone che fanno politica, mi vergogno per loro, mi vergogno per loro. Com'è possibile che si abbia una classe politica così scadente? Scadenti sono quelli che pensano che si possa vivere e sopravvivere da soli. Scadenti sono quelli che pensano che non si debbano aprire le porte a chi decide di venire qui. Scadenti sono quelli che pensano che per fortuna diciamo che di Arzana così non lo votano e vinciamo noi. Ma cos'è questo? Dov'è il tema? Dov'è il tema? Si prova a fare leva su argomenti che sono assurdi, che non esistono più. Io amo ricordare un arzanese che qui aveva deciso di stare, di vivere e amava la politica, si chiamava Anselmo Contu. Dice una tarda. Anselmo è stato un arzanese, come tanti altri, che ha deciso di vivere la Lanusei. Amava la politica, è stato il primo presidente del primo consiglio regionale. Io credo che qualche volta quando passate all'ospedale dovrete in qualche modo ricordare Anselmo, perché è stato quello che ha voluto l'apertura dell'ospedale della Lanusei, un arzanese, casualmente. Non voglio ripercorrere le orme di Anselmo Contu, però voglio dire che tutti dobbiamo pensare e aprirci a chi ha voglia di spendersi, e in questo caso a chi ha voglia di spendersi per la Lanusei, perché è di Lanusei che parliamo. Io ho avuto una storia, certo che sì, non la nego, ho avuto un trascorso lungo, certo che sì, ma quella è una parte della mia storia. Se io non avessi fatto il sindaco per 15 anni, oggi non sarei qui. Io sono qui per questo, io sono stato invitato a prendere questa decisione per questo motivo, per mettere a disposizione la mia esperienza, il mio coraggio, la mia testardaggine, perché io sono una persona molto testarda, sono uno molto caparbio, sono uno che non rinuncia al confronto e anche allo scontro se serve. Non ho paura, non mi tiro indietro, non ho reverenze. Può essere il Presidente della Regione, può essere il Presidente della Repubblica, può essere chi vogliamo che sia, non indietreggio. Quando vesto la maglia non indietreggio per nessuno, non mi interessa. E lo faccio perché sento la responsabilità. Intanto sento la responsabilità, qualora mi venisse accordata, da parte di tutta la cittadinanza, ma sento la responsabilità anche da parte di persone che hanno detto sì. E quel sì non è facile da dare, è molto pesante, è un sì difficile. Basta guardarsi intorno. Fare una lista per amministrare un paese è sempre difficile e basta vedere i dati. Sono sempre di più i paesi dove si va con una lista unica, molte altre volte non si va niente, si va al commissario. E qui abbiamo avuto anche un'esperienza del genere e credo che nonostante qualcuno, ahimè, sbagliando, si è convinto che la via del commissario sia la via giusta, credo che sia veramente il decreto del fallimento politico di una comunità. Quando si arriva a questo vuol dire che tutto è fallito, vuol dire che non c'è niente.
non è un incidente, è un fallimento che è diverso. E allora chiudo dicendo, noi siamo qui perché crediamo nel futuro della Lanusei, siamo qui perché ci mettiamo a vostra disposizione. Per farlo però abbiamo bisogno di superare vecchi schemi, vecchi concetti, vecchie logiche che non ci appartengono. Per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno che voi tutti vi sentiate partecipi di questo progetto, abbiamo bisogno che ognuno di voi si senta in parte candidato, dia il proprio contributo a questa missione, perché da soli potremmo fare tanto, potremmo forse anche vincere le elezioni, ma non potremo davvero riportare la Lanusei là dove merita di stare, e io non accetto davvero questa cosa qua, perché per me, che anche io sono della generazione degli anni 70, ho conosciuto un altro paese e stendo ancora oggi a riconoscerlo. Credete in noi, supportateci, stateci vicino, aiutateci, votate la lista numero 1, progetto comune per la Lanusei. Grazie ancora di tutto.